Se l'Assemblea regionale siciliana approverà il disegno di legge preparato dall'assessore all'economia Armao, il governatore solo in caso di emergenza potrà avere per un periodo limitato ad un anno, prorogato a due, pieni poteri, scavalcando comuni ed amministrazioni regionali. Basterà una semplice comunicazione all'ARS dopo l'approvazione per dare pieni poteri al governatore. E questa è in sintesi la novità assoluta che consentirà al presidente Musumeci e ai suoi uffici di velocizzare e sburocratizzare tutte le norme in materia. Misure straordinarie dunque per velocizzare e semplificare gli interventi in materia di protezione civile regionale. Il governo ha depositato il disegno di legge per accelerare gli interventi per l'emergenza coronavirus, un testo in 12 articoli presentato come emendamento al disegno di legge sulla digitalizzazione della burocrazia, che recepisce in Sicilia lo sblocca cantieri, dando al governatore la facoltà di nominare commissari per costruire le infrastrutture ritenute prioritarie, dimezzando i tempi per il silenzio assenso su autorizzazioni e licenze. Il presidente della regione inoltre avrà la possibilità di scavalcare le altre istituzioni sugli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di emergenza regionale, compresi interventi infrastrutturali, riqualificazione e messa in sicurezza di interventi ritenuti strategici. La norma prevede inoltre una sforbiciata annuale alle leggi, proponendo la cancellazione di quelle ritenute inutili, nel segno, ci auguriamo, della semplificazione.